Buongiorno e buona domenica a tutti da Andrea Ancona dagli studi Radio Padania Libera per la consueta rassegna stampa domenicale. Oggi apriremo le linee magari un po' prima per dare la possibilità a molti ascoltatori di intervenire. Alle 10, dopo la pubblicità delle 10, avremo in collegamento Matteo Salvini. E fermiamo Renzi e gli scafisti, titola la Padania. Salvini sulla visita di martedì del Premier a Milano. Non è gradito. Guardate come conciata la città dopo 3 anni di Pisapia. E poi Renzi sull'invasione di immigrati non sta dicendo niente. Il segretario della Lega ha aperto la campagna sul referendum per ripristinare il reato di clandestinità. Usiamo l'esercito per difendere i confini e non per aiutare gli sbarchi. Oggi a Roma conclude il Basta Eurotour, quindi parte parte per la nuova tappa che si fermerà anche sotto casa di Prodi e della Fornero. E poi parla Alexandre Del Valle, le lobby europee ci impediscono il controllo dei confini nazionali. Poi ancora in prima pagina Confesercenti dice boom di stranieri, i nostri mercati non parlano più italiano. E vediamo la crociera di Alfano viaggia a gonfie vele, sbarcati altri 1600, ben 9 operazioni nell'ambito di Mare Nostrum. In Sole 24 ore Nicola Molteni dice la politica delle braccia aperte è come un canto di sirene. Poi Caun finalmente dice abbiamo capito a che cosa è servito il voto al Movimento 5 Stelle, altro che reddito di cittadinanza. Grillo ha creato il reddito di immigrazione clandestina. E poi ci sono le foto della raccolta di firme di ieri, l'inizio della raccolta di firme sul referendum per abrogare la legge che aveva di fatto tolto il reato di clandestinità, di immigrazione clandestina, ieri in Piazza Dante a Milano. Stop all'invasione con il referendum della Lega Nord sui clandestini. Salvini dà il via alla campagna. L'esercito serve per difendere i confini, non per andare a prendere la gente in Africa. E firmano anche gli immigrati regolari. Le lobby europee, l'articolo di Francesca Morandi, a pagina 4, le lobby europee ci impediscono il controllo delle nostre frontiere. La denuncia del saggista italo-francese Alexandre Del Valle, togliendoci i mezzi di difesa intellettuale e giuridica ci rendono impossibile frenare un'immigrazione incontrollata che contribuirà alla crisi dell'Europa, dice Alexandre Del Valle. E poi Renzi fa il bullo con i tecnici del Senato, ma chi li paga gli 80 euro? Il Premier in TV, non devo chiedere il permesso ai burocrati. Lega e Forza Italia annunciano querela in difesa dei tecnici Palazzo Madama. E Grasso prova a spegnere l'incendio. Grasso è ovvio, è schierato, evidentemente Renzi l'ha fatta, l'ha detta grossa, perché magari quelli che lui chiama burocrati sono i tecnici che per una volta dicono che non c'è la copertura. Quindi, caro Renzi, fai i conti con la realtà e non con le pentole bucate che stai cercando di venderci. Business e appalti, così i sindacati macinano utili. Il caso della CISL e della sua galassia di società che spaziano dall'informatica alla finanza, un sistema che funziona ma ha poco a che vedere con gli interessi dei lavoratori. In effetti, aggiungo io, noi sentiamo la Camusso parlare di immigrazione clandestina, di aiutare gli immigrati, eccetera, eccetera, ma di lavoro la Camusso non parla, anche perché i governi appoggiati al centro della sinistra, al centro-sinistra che sono succeduti da non mi ricordo neanche come si chiama quello prima di Letta, insomma il buon banchiere a Letta e a Renzi,
tutto fanno tranne che aiutare i lavoratori, anzi stanno massacrando i lavoratori, soprattutto i lavoratori italiani. Boom di straniere, i nostri mercati non parlano più italiano, secondo uno studio Unioncamere Confesercenti, ormai quasi un ambulante su due è nato all'estero, una tendenza che riguarda anche il 70% del totale delle nuove attività avviate nel settore. Poi ancora, uscire dall'euro è una ricetta per superare la crisi. Non è che l'euro non c'entra nulla, è la colpa di corruzione, cassa ed evasione, e poi non può essere che la colpa sia della spesa pubblica improduttiva. Queste sono tutte le domande che troverete a pagina 8 per chiarirvi un po' le idee. L'America è ripartita tagliando le tasse, aumentando la spesa e stampando denaro. Noi non possiamo fare nessuna di queste cose, questa è la realtà, altro che domande retoriche. Fuori dall'euro per non morire e tornare grandi, l'impegno di Alessandra Donata, presidente dell'Eurexit. L'Italia via dell'Eurozona per essere di nuovo padrone del nostro destino, aver politiche economiche fatte nell'interesse dei cittadini e non delle banche. Maria Piera Pastore dice: daremo battaglia per il riconoscimento del Made in Italy e una maggiore e più sicura tracciabilità dei prodotti, e costringeremo Bruxelles a un maggiore impegno per fronteggiare i continui sbarchi di migranti. E poi a pagina 10, sempre della Padania, riecco l'asse europeo Parigi e Berlino, tornano buoni amici. C'è una foto di Hollande con Merkel, e poi c'è insomma questi signori qua sempre sorridenti, che invece loro ridono, ma c'è il popolo che piange, anche il loro popolo che non è che si è messo bene al di là degli annunci e della retorica di regime. Lasciamo adesso la Padania per vedere cosa titola il Corriere. Scajola indagato per mafia, gestiva i beni di Mattacena, caso Expo, la rete di Greganti. Ricordo che Greganti, ex Partito Comunista Italiano, è stato condannato, è stato in galera per le tangenti al tempo di Tangentopoli. Lui non parlò, disse che aveva fatto tutto da solo e solo per sé medesimo, andò in galera, ci rimase, uscito, torna di nuovo a lavorare, questa volta per il PD, e torna ed è stato riacchiappato, mi dispiace dirlo, riacchiappato con le mani nella marmellata, e quindi risbattuto in galera, e mi dispiace per la seconda volta dirlo, perché la galera insomma non è una cosa che in sé ci deve esaltare. E ancora Monte Carlo, Dubai, il romanzo criminale dell''ndrangheta, probabilmente è l'asse, bisognerebbe leggere questo articolo a pagina 9, l'asse fra chi va a Monte Carlo e chi va a Dubai per avere l'impunità e non essere così preso. Dell'Utri in ospedale, sono prigioniero, sentenza politica. Ieri è stato confermato in appello i 7 anni di condanna per Marcello Dell'Utri, che adesso è in Libano. Tasse alle imprese, il piano, taglio da 10 miliardi, rischio caos per la Tasi. E poi c'è Schulz che dice: Grillo è solo vento, ricorda Stalin. Andiamo avanti con il Corriere. Maxi sgravi, IRAP e via le privatizzazioni. Morando dice: nel 2015 ci concentreremo sulle imprese, interventi per 10 miliardi, il bonus di 80 euro sarà permanente, in settimana il decreto per ENAV e Poste. Poi c'è tutta, si illustrano a Milano, a Roma, la Tasi, i comuni non fissano la rata, rischio caos per la scadenza di giugno. È evidente perché i comuni non fissano la tassa, la rata, perché siamo in campagna elettorale. È evidente, alla sinistra che governa sia a Milano sia a Roma, diciamo le città più importanti d'Italia, comunque non vogliono farsi beccare in campagna elettorale
con le mani nel sacco a depredare i cittadini. E sempre sul Corriere, Expo la rete del compagno G. Il compagno G è Primo Greganti, Frigerio invece democristiano diceva così sfruttiamo i ritardi. Anche Frigerio, preso anche lui a Tangentopoli per nella fine della democrazia cristiana, è stato ribeccato con Primo Greganti per quanto riguarda gli appalti Expo. Stesse logiche politica, Tangentopoli è stato inutile. Giovanni Consorte, ex presidente di Unipol, illuso chi pensava che non potesse riaccadere. E in effetti, presi quelli, qualcuno degli stessi o altri hanno rialimentato un sistema di, come dire, di corruzione, di tangenti. Poi non si sa, perché non si può dire ancora, quantomeno io non lo so, se questo era finalizzato a finanziare i partiti oppure le proprie tasche, ma comunque poco importa, perché sono soldi comunque distratti e rubati ai cittadini. Renzi e le inchieste sulle grandi opere, si fermino i responsabili, non i lavori, dice Renzi. Caso Senato, Grasso frena Lega e Forza Italia, non si querela il Premier, quello dice Grasso, ma Forza Italia e Lega, io mi auguro che la Lega vada avanti comunque a farli esporsi, perché non è possibile essere sempre preda di questi signori qua che fanno e dicono quello che vogliono e poi rimangono impuniti. Quantomeno, no, un po' di paura e di timore lo devono avere, e il timore che devono avere del popolo soprattutto, che li giudicherà il 25 di maggio. E poi la procura dice Scajola gestiva i beni di Mattacena, l'accusa è concorso esterno in mafia, falsa intestazione e giochi societari, usava Skype per non essere ascoltato. Poi la trama che va da Monaco a Dubai, nel romanzo criminale dell'Endrine, lo stesso contatto con la latitanza di Dell'Utri in Libano. E poi c'è la foto di Amedeo Mattacena che si trova negli Emirati Arabi. E nella stanza di Dell'Utri a Beirut, sentenza politica, io un prigioniero, dice Dell'Utri, lo sfogo dell'ex senatore, piantonato in ospedale, non sono fuggito. È in ospedale perché di colpo è stato male quando hanno cercato di arrestarlo. E poi Berlusconi, quando l'ha rintracciato, oltretutto. Rilancia il piano animali e sogna un partito di vittime dei PM, la festa a Milano senza Dudu, poi la fonda sulla giustizia, non c'era Dudu, signore ascoltatori, ascoltatrici, fatevene la ragione, Dudu non c'era. Questo è un grande problema politico e il Corriere gli dedica quasi tutta pagina 12. E poi Pascale e la carta marina, alle qualità di Silvio, vincerebbe le elezioni, noi mai al governo col PD di Renzi, praticamente la compagna di Silvio Berlusconi dà adesso lezioni di politica a tutti e decide lei cosa deve fare il partito. Io auguri agli amici di Forza Italia, ne hanno bisogno. Il caso Emilia Romagna agita i 5 Stelle, Regione ha azzerato il gruppo, il leader Grillo sospende il consigliere De Franceschi, si prepara il ritorno in Rai, ospite di Vespa. I magistrati contabili contestano al gruppo regionale del Movimento 5 Stelle spese per 22.000 euro, e quelli che erano duri e puri, puliti, compagnia bella, subito beccati con le mani nel sacco. E poi c'è Schulz che dice Grillo è soltanto vento, mi ricorda Stalin o Chavez, il candidato socialista all'Unione Europea, la Germania non è solo rigore. Poi è scatenato, Schulz dice gli anti-europei possono aumentare i seggi ma non avere impatto sulla direzione dell'Unione Europea, praticamente decide lui, è tutto deciso da questo signorino qua. Silvio Berlusconi ha fallito, Matteo Renzi coraggioso e combattivo, vincerà le europee. E allora che ne facciamo a fare le europee se questo signore sa chi vince? Si facesse i fatti del suo paese, magari andrebbe anche meglio. Ultimatum franco-tedesco a Putin, non interferire. E lasciamo il Corriere per vedere cosa ci dice Repubblica. Renzi, task force anticorruzione,
Expo uno sportello per le manette. Frigerio, non siamo esosi, vogliamo solo l'1%, gli altri chiedono il 4 o il 5%, l'ira del Vaticano, probabilmente poi vedremo, sono intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali. E poi Maroni dice niente virus in Lombardia, ma rischia di saltare tutto. E Lorenzin, nella sanità basta con le nomine fatte dalla politica. E sono sempre state fatte dalla politica, da che diciamo, dalla fine della guerra, non so, non è che è adesso che le nomine sono fatte dai politici. Dagli extraterrestri non di certo, qualcuno li fa, in tutti i partiti, ogni partito a seconda del manuale Cencelli, che piace o non piace, nomina i suoi rappresentanti. Io Ebrea, 70.195 di Auschwitz, parla Renate Lasker, 90 anni sopravvissuto all'orrore. Vediamo ancora cosa ci dice Renzi. Ecco la mossa di Renzi, una task force anticorruzione, così aiuteremo Expo avanti con le grandi opere. E manca poco all'Expo, caro Renzi. Ci auguriamo che anche le grandi opere si concludano in tempo. Il governo pronto ad affiancare il commissario con uno staff legale che verifica le procedure. E poi sicuramente un'intercettazione, vediamo un po' cosa dice. Le nostre mazzette le meno care, chiediamo l'1%, gli altri il 5%. Ricordati di mio figlio accidenti, serve un aumento a 15.000 euro rispetto agli 8.000 dell'anno prima. E poi ancora cosa si dicevano al telefono questi signori: 50 e 50, deve dare 120.000 euro, vuole darne 50 e poi 50, però che li dia, non possiamo andare avanti così. E ancora vediamo cosa qua c'è, la consegna delle tangenti di Maltauro a Catozzo. Ecco, anche lì, le frasi di prima erano tratte dal video della consegna della mazzetta, sempre di questi due signori, uno che consegnava la tangente all'altro. Evidentemente io non sono nell'ambiente, quindi non so chi consegnava a chi, francamente. E dice: le nostre richieste non sono esose, abbiamo chiesto, abbiamo visto prima, l'1%. Greganti indispensabile per l'appoggio di una certa parte politica e il mondo delle cooperative, quindi il coinvolgimento di Primo Greganti è assolutamente assodato, e probabilmente non solo ovviamente da questa intercettazione, ma da altre prove, perché io suppongo per prendere delle persone e mandarli in galera così, ecco, non è una cosa semplicissima che uno fa su dei semplici sospetti, ci deve essere più di un sospetto, delle prove. E fra le altre cose ricordiamo che 24 indipendentisti sono stati sbattuti in galera per una ruspa, ma questo è un altro capitolo. Per loro va bene, nessuno si è mobilitato a difenderli, tranne che la Lega Nord. Maroni, il governatore della Lombardia, attacca Frigerio, tira in ballo anche me, ma io non lo sento e non lo vedo da anni. E beh, chiaro, qua nel Mazzetti in Lombardia chi si tira in ballo? Il presidente della regione Lombardia, che probabilmente, anzi per me sicuramente, non c'entra niente, ma è bene cercare di tirare qualcuno dentro, oltre che la sinistra, ovviamente. Non siamo un virus, ma l'Expo così salta. Il governo dia i soldi o ce ne andiamo. Non si tratta di una nuova Tangentopoli, ma dell'attitudine di qualcuno a cedere all'interesse di parte. Mi aspetto che Renzi garantisca che verrà fatto tutto perché i lavori si facciano nei tempi previsti. E poi andiamo avanti con Repubblica, banca e porporati nella rete di Frigerio, e domani a cena con il generale. Il professore tira in ballo i vertici della finanza, nelle intercettazioni anche il capo del Dismassolo. E poi c'è nelle intercettazioni c'è Gianni Letta, nelle intercettazioni Frigerio chiama Gianni Letta lo zio Gianni. Poi Berlusconi, Frigerio organizza l'incontro del manager dell'Expo Paris nella villa di Berlusconi, e insomma qua ce n'è per tutti. Spunta un cardinale, l'ira del Vaticano, basta corruzione.
E poi, come abbiamo visto dall'altro giornale, anzi prima, Lorenzin, il ministro Lorenzin dice via la politica delle nomine dell'ASL. Ogni euro sprecato in questo settore rappresenta grande immoralità. Serve una grande battaglia culturale, serve anche, cara Lorenzin, un po' di sano federalismo, dove una siringa a Milano costa quanto a Reggio Calabria, non che a Reggio Calabria costa 10 volte tanto. E poi dalla scorta dei funzionari, così Scaiola servì lo Stato e la moglie del latitante. Gita a Monte Carlo e controlli sulla Porsche della Rizzo. La questura di Imperi avvia un'indagine sugli abusi. Poi c'è la foto di Amadeo Mataceno con la moglie Chiara Rizzo. Poi c'è ancora Dell'Utri che si dichiara prigioniero politico ai servizi sociali come Berlusconi. È una tendenza, probabilmente Berlusconi fa ancora tendenza. La rivincita del PD sotto il segno cinese avete perso qui è una ferita aperta, e bisogna leggere questo articolo per capirlo, perché dal titolo non si capisce bene cosa. Comunque, se chi ha voglia di comprare la Repubblica, non la consiglio molto, io consiglio sempre e comunque la Padania, e se qualcuno vuole comprare la Repubblica e capire di più di quel che dicono i titoli, lo faccia. E noi andiamo su Libero, il regista mi farà segno quando mi accede la linea per la pubblicità. Libero dice obiettivo incassare, le confessioni di un funzionario di Equitalia, bonus e incentivi. Quanto guadagniamo sulle cartelle e i trucchi sull'IVA per far pagare i più onesti. Questo è il paese dove ogni italiano ha almeno una cartella Equitalia nel cassetto. Cartelle ovviamente che non puoi contestare, ma cartelle che ti fanno sì che ti sequestrano macchine, case e quant'altro. E poi il bestiario di Giampaolo Pansa, vi racconto io chi è il compagno G, e 50 anni di mazzette rosse. Niente fischi per Chiamparino in Val di Susa, i Notav prendono la stecca per non contestare il PD di Mario Giordano. Questo è una cosa magari da approfondire, avessimo avuto più tempo l'avremmo fatto. Paghiamo i profughi, ma non chi li salva in mare, i nostri soldati senza indennità da gennaio. Questa è la realtà di questo paese: 90 euro al giorno per i profughi e zero per chi li va a salvare, che piaccia o non piaccia, che vanno a salvare oppure a portare sulle nostre quote. Noi ci fermiamo per la pubblicità. L'Associazione di Volontariato Protezione Civile GN
Violo in via Trento, però ci trovate anche a Melzo in viale Norvegia, a Crema sulla strada statale Cremalodi, a Brescia nel comune di Castelmelle in via Roncadelle e a Desenzano del Garda in via Mantova. Eccoci tornati in diretta, quindi con la rassegna stampa. Ricordo che alle 10 ci sarà Matteo Salvini in collegamento, e per telefonare, finita la rassegna stampa, che fra un quarto d'ora potete chiamare, tenetevi pronto allo 02 66 20 35 29, ripeto 02 66 20 35 29, e vediamo le pagine di Libero. 10 buone notizie sui nostri conti. Il problema dell'Italia non è l'Italia. Secondo Libero, imprese competitive, conti pubblici tra i migliori. Uno studio rivela che non siamo la Cenerentola d'Europa. Soffrono solo i consumi, stroncati da una cura di austerità di cui non ne avevamo bisogno. E poi c'è tutta una tabella che argomenta quanto dice il titolo e il sottotitolo. Poi ma Renzi si inchina alla Merkel e prepara un euro patrimoniale, scambi di dossier tra Banca Italia e Istat e Ministero dell'Economia nel mirino, i quasi 4.000 miliardi che le famiglie possiedono in titoli di Stato, polizze, azioni e obbligazioni. E poi la cosa che dicevamo prima, riportata, è il tariffario dei funzionari di Equitalia. La società di riscossione è in rosso, così incentiva i dipendenti a incassare più cartelle. I premi possono arrivare fino a 20.000 euro. Potremo avere strumenti per agevolare le imprese oneste, ma qualcuno non li vuole. Certo, nessuno accetta la corda che stai dando alle imprese per impiccarsi, è evidente. Andiamo avanti. Silvio carezza Fido e bastona Grillo, via le tasse sui cani. Il Cavaliere rilancia la corsa alle europee, no all'IVA sugli alimenti e sgravi per le adozioni di animali domestici. Poi sugli elettori Movimento 5 Stelle sono incazzati, dobbiamo recuperarli. A furia di darsele, Forza Italia e NCD rischiano la pelle. L'escalation di insulti tra Alfagnani e Azzurri potrebbe essere un enorme escamotage elettorale in vista del voto per Bruxelles, ma se la frattura fosse insanabile sarebbe fatale a entrambi. Alle politiche i moderati possono giocarsela con Renzi e i grillini solo se corrono uniti. E gli insulti fra uno e l'altro, quindi Forza Italia e Nuovo Centrodestra e Alfano, Berlusconi e Alfano, inutili da una parte, ubriaco dall'altra, e rissa. Alfano dice loro né carne né pesce, Totti replica stampelle di Renzi, poi un intero pomeriggio di botte. Forza Italia e Lega denunciano Renzi, lui va in passerella a Firenze. Asse Azzurri Carroccio dopo la lite sui tecnici del Senato, non può mentire alle istituzioni, il Premier in visita al Maggio fiorentino per cancellare i guai Expo. Se Silvio va male, un problema suo, dice Davide Faraone, PD filo renziano. Il renziano snobba il Cavaliere Grillo per le riforme della legge elettorale, il risultato non cambia nulla. E poi ancora Stefano Fassina, minoranza del PD, col Cavaliere sotto il 20 per noi sono guai. L'ex viceministro, Forza Italia debole, un problema. Italicum così non va, l'Europa deve cambiare in 2 anni scoppia. E poi basta giochi sporchi, avanti tutta con l'Expo. Lupi, mai ricevuto biglietti da Frigerio, smettiamo di alzare i toni, la scelta è tra il populismo e responsabilità. Questo dice Lupi del Nuovo Centrodestra, ex Forza Italia, di Comunione e Liberazione, ministro che è passato appunto da uno schieramento, da un partito all'altro, può ritenere il suo posto da ministro. Questo è il signor Maurizio Lupi. Da Letta Bersani, da Maroni a Cesa è partita la corsa per infangare la politica, quindi infangati Letta, Bersani, Maroni e Cesa, dice Libero. E poi c'è
il bestiario di Giampaolo Pansa, vi racconto chi è il compagno G e 50 anni di Mazzette Rosse, e c'è la foto del compagno Primo Greganti, dopo Mani Pulite, è finito ora nel caso Expo, e sopra c'è la foto di Enrico Berlinguer, che fu il primo a parlare in Italia di questione morale. Evidentemente aveva capito che nella politica e anche nel suo partito c'era una questione morale, c'erano mazzette e c'erano delle cose che era meglio evitare, insomma, e comunque stroncare sul nascere. Parentela, amicizie e favori, tutte le balle di Vincenzino. Per i poliziotti speciali junior, considerato l'uomo di Scaiola in Libano, non ha nulla di mafioso. Già nei guai per aver millantato credito, girava voce falsa che avesse sposato la nipote di Gemayel. E poi parla dell'Utri, contro di me processo politico. La moglie dell'ex ministro Scaiola, Claudio, è un gentiluomo. E questa ci mancava, è probabilmente vero, signora Scaiola, non ne avevamo dubbi, eccetera, eccetera, non so che dirle, le sono vicino, metta quello che vuole, perché sicuramente Claudio Scaiola è un gentiluomo. Ultra Autissimo Global, mezza Roma si rivolta contro il sindaco Marino, ieri i 300.000 del Papa, e lui espone la bandiera gay, non il Papa immagino, e il sindaco Marino ovviamente. Oggi Roma-Juve e il corteo per la casa, la città è fuori controllo e si fermano anche i bus. E poi Pasolini diventa una maglietta trash, nel bar di Acatone vendono spillette e t-shirt con il grande artista travestito da Capitano America. E poi quando Grillo si sentiva più fascista che 5 Stelle, oggi fa discorsi comunisti, ma nel 1998 sulla rivista di Alemanno scriveva: sono in sintonia con la destra. Vabbè, voltiamo pagina anche in senso fisico, perché certe cose fanno incazzare, come a comando e più che comando, a convenienza, questi signori cambiano idea. E poi il Giornale, la cupola della sinistra, il malaffare che non indigna, l'intreccio soldi, politica e COP impedisce alle imprese di lavorare, negli scandali la fa sempre franca. Expo e Sanità, gli arrestati cercavano appoggio PD per appalti da 200 milioni. E poi il vizio delle manette preventive, indagare su Scaiola è lecito, ma metterlo dentro è barbarie. Poi quanto piacciono a Gad le minacce degli ultrarossi di Alessandro Gnocchi. Poi Berlusconi mutua per cani e gatti. Vediamo all'interno cosa ci dice. Expo, Sanità e quei 200 milioni, cerchiamo sponde a sinistra. Le mani della banda degli appalti sul Policlinico di Milano e sull'ente di bonifica degli impianti nucleari, il ruolo di Primo Greganti nel garantire le coperture. L'ex democristiano Frigerio: non facciamo i miliardari, solo aerei low cost. Beh, era morigerato. E vediamo un po', ovviamente la mia è una battuta, perché questo signore qua è implicato nei nuovi scandali. La grande torta delle coprosse tra scandali e soldi agli amici. C'è un po' di casi, la scalata finita male, nel caso Unipol BNL, abbiamo una banca, disse Fassino, poi corruzione a sesso, e c'è Filippo Penatti, le parcelle milionarie del sistema Penatti, il feudo in Emilia Romagna, i soldi delle regioni al fratello di Errani, e i guai di Cop Service per i fondi all'estero, trucchetti fiscali. Ecco, questo è un po' di ricordi, tanto per non dimenticare cosa c'è stato anche prima di questo nuovo scandalo, perché sembra poi che siano delle cose casuali. No, sono delle cose che hanno una loro continuità nel tempo. La bufala dei forcaioli, Pato Scaiola e 'Ndrangheta. Repubblica, si inventa un legame tra l'ex ministro e boss, ma la procura non l'ha mai scritto. Favori alla moglie di Mattacena, la scorta dell'ex ministro va nei guai. E vediamo un po', la bomba kazaka riesplode su Alfano.
Vabbè, questi sono i guai di Alfano, insomma. Vediamo un po', purtroppo di più Casanosa, causa IRPEF 80 euro in busta, ora Renzi rischia la querela e scontro sulle coperture dopo le accuse del Premier ai tecnici di Palazzo Madama. Mentono, Gasparri e Calderoli vogliono denunciarlo, Grasso, non dovete farlo, cioè questo non ha copertura, i tecnici dicono che non ha copertura per gli 80 euro e lui dà del bugiardo ai tecnici e nessuno deve reagire. Benissimo, ma mettiamoli in galera i tecnici. E dai, regista, li mettiamo in galera? Ah, mi dice di sì. Oh, perché hanno detto la verità che non c'è copertura. E poi c'è Grillo che fa retromarce, torna in Rai dopo 30 anni. Vespa ha strappato a Beppe la promessa di intervenire a porta lunedì 19 maggio, quindi la Rai non è in mano a tutte le nefandezze che diceva Grillo, adesso la Rai va bene, quindi può andare. Prima era il peggio del peggio, adesso va bene, contento lui, contenti tutti. Berlusconi dice oggi la sinistra è più pericolosa che nel 94, l'ex premier ha kermesse animalista, il 90% del PD non ha mai rinnegato le proprie radici, Alfano si sente all'angolo e spara, inutile votare Forza Italia, Totti ha tradito, dice di Alfano, e fa solo la stampella a Renzi. E poi le frasi e l'analisi di Berlusconi, Italia ingovernabili, perché gli italiani non hanno mai imparato a votare, riforma urgente, il percorso parlamentare di una legge, da noi è un calvario, e ancora il partito delle vittime della giustizia avrebbe tra il 18 e il 21%, questo dice Berlusconi. E poi Silvia lancia il Dudu Act a tutela dei quattro zampe. Dovrebbe occuparsi di più dei disoccupati e del lavoro Berlusconi, meno magari dei Dudu Act. Gli ultrarossi minacciano, per Lerner vanno coccolati, la doppia morale di Gad, intransigente con i tifosi che tengono in ostaggio i nostri stadi, ma solidarizza con la curva del Livorno, in rivolta per il nuovo patron del passato missino. E già. Nella foto che troverete a pagina 8, lo striscione rivolto ai tifosi del Livorno al nuovo proprietario Stefano Bandecchi, che sta trattando l'acquisto del club di Aldo Spinelli. La sua colpa? Un passato di impegno politico a destra, sopra il tweet di solidarietà a Gad Lerner. Gad Lerner dice: la mia affettuosa, totale solidarietà ai tifosi di Livorno, dove ancora fischia il vento, e infuria la bufera, e infurierà sulle vostre teste, aggiungo io. Ecco, io darei il numero per intervenire, potete intervenire allo 02 66 20 35 29 potete intervenire già da adesso. Io vado avanti un po' a commentare i fatti del giorno, commentare ovviamente guardando i giornali. Vediamo un po' il giorno cosa ci dice. Il giorno dice: Expo, ci vuole un capo, Bassetti, portare un uomo solo che affidi i lavori, portare a un uomo solo che affidi i lavori, cacciare Sala sarebbe un errore, Renzi e le inchieste, punire i responsabili, non le opere, arriva una task force. Poi c'è Formica che dice: non è mani puliti, rubano per sé, perché rubare per sé e rubare per il partito, no? Secondo Formica non è la stessa cosa, ma moralmente è la stessa cosa. E non è che poi abbiamo visto che chi diceva ma li ho dati al partito non si sia trattenuto una bella fetta, e comunque non è lecito distrarre soldi pubblici né per se stesso e né per i partiti, insomma. E vediamo all'interno, c'è un'intervista a l'ex presidente lombardo Bassetti: tutto il potere a uno solo, Milano vincerà, ma non è una fieretta, l'ex presidente lombardo, le dimissioni di Sala sarebbe un errore. Abbiamo una telefonata, la prendiamo subito. Pronto? Salve, sono Giorgio da Milano. Buongiorno. Ieri in Emilia Romagna nel Consiglio regionale è stato sospeso dal Movimento 5 Stelle l'ultimo consigliere che gli era rimasto. Praticamente in Emilia Romagna
a livello regionale il Movimento 5 Stelle è stato completamente azzerato. Da chi? Beh, da Beppe Grillo e Casaleggio, che per un motivo o per l'altro hanno fatto fuori tutta la loro classe dirigente. In questo io li ringrazio perché si sono dimostrati coerenti, avevano promesso di mandarli tutti a casa e ci sono riusciti. Salve ragazzi. Grazie. Io non so le cose dell'Emilia Romagna, ma evidentemente nel partito di Grillo chi non è in linea con Grillo stesso, quindi, quindi bisogna anche capirsi, o è la rete che decide o è Grillo che decide, Grillo e Casaleggio, no? Se la rete che decide, quindi si parla di questa democrazia diretta che confligge con la democrazia rappresentativa, no? Che abbiamo. Quindi se si vuole fare la democrazia diretta è la rete che decide, se invece è il leader del partito va bene, è come prima, Grillo è il leader del suo partito, del suo movimento con Casaleggio, ben decidono loro che cosa fare, che lo dicano chiaramente, perché adesso non sono né carne né pesce. Io ricordo il reato di clandestinità che fu cancellato, che è stato cancellato, che noi cerchiamo come Lega Nord di ripristinare attraverso l'ultimo referendum, il sesto referendum, il Movimento 5 Stelle ha votato per cancellare il reato di clandestinità, sebbene Grillo abbia detto che era d'accordo per mantenere il reato. Allora, Grillo dice una cosa e i suoi parlamentari fanno un'altra, in nome di, diciamo, della rete al potere. Ecco. Dopodiché ci accorgiamo che in altri frangenti è Grillo che estromette tutti quelli che non la pensano come lui. Questo è un sistema che almeno personalmente mi sembra un po' strano, insomma, fuori da ogni contesto democratico e da ogni procedura democratica. Vediamo un po' Scajola che rassicura Lady Mattacena: la casa a Monte Carlo pago io, l'intercettazione aspetta solo che diventi europarlamentare, cioè Scajola dice: quando divento europarlamentare pago io la casa a Monte Carlo, e quindi almeno una persona, la signora Mattacena, sapeva chi pagava, avrebbe saputo chi pagava a casa sua e non a sua insaputa. Ed è l'utre tradizione lontana, e lui mi sento prigioniero. Lui, come sapete, è in ospedale in Libano dopo essere stato arrestato e rintracciato. In Libano è stato arrestato, ma subito è stato trasferito in ospedale perché di colpo, cioè dall'albergo all'ospedale, di colpo si è sentito male. Siamo molto dispiaciuti per lui e che si sia sentito male, e quindi vedremo come si svolgerà la faccenda, insomma. Hollande snobba le elezioni e Marine Le Pen marcia su Strasburgo. L'anti-euro Le Pen sfrutta la crisi, anche la Merkel lo bacchetta, e la Merkel bacchetta tutti. Cioè non possiamo, nessuno può dire niente, no? Se non c'è la signora che diciamo, dà i voti a tutti i parlamentari, ma non soltanto nel suo paese, a tutti, a tutto il mondo. È incredibile. Vediamo un po' i sondaggi, dicono che il Front National sarebbe al 23,5%, i Verdi al 9% in Francia, i socialisti al 18,5% e l'UMP al 22,5%. Vediamo un po', la Pellegrini e l'Italia che galleggia, Europa, faccio il tifo da patriota, difficile aver sentimenti comuni. E la Sportiva d'Oro, originaria di Milano, a 26 anni, l'unica nuotatrice italiana ad aver vinto una medaglia d'oro ai Giochi Olimpici, fatto avvenuto, eccetera, eccetera. Rilascia un'intervista a Federica De Benedetto, Forza Italia: mi candido alle europee ma non mi spoglio, non si può usare qualsiasi mezzo come la Bacchiddu in bikini per la lista Tsipras, dice Federica Benedetto di Forza Italia, perché è vero, in sostanza le parlamentari, insomma, di Forza Italia, si sa, sono sempre state persone molto morigerate. Alfano Berlusconi, guerra aperta, votare il cavaliere inutile, e la replica dall'altra parte dice Centrino,
scambio di accuse, poi Silvio lancia il partito vittime della giustizia. A me sembra tutto un caos qua, e di cui non so come se ne uscirà, francamente. E poi c'è ancora il 5 Stelle, c'era una volta l'Emilia 5 Stelle, quello che ci ha detto il nostro ascoltatore di Milano. Grillo sospende l'ultimo consigliere Silurato De Franceschi per spese irregolari. Ma questo De Franceschi poi rimane comunque a fare il suo mestiere di politico, non è che lo cancella dalla faccia della terra o dalla politica, cioè lui li ha fatti eleggere e poi se li, insomma, fa e disfa, ma un po' di controllo su chi fai eleggere, no? Cioè già quando controlli c'è qualcosa che riesce a passare nella rete, no? Dalle mani della rete. Se non controlli, affidi tutto alla rete tua, e immagino cosa può esserci, insomma. Poi vediamo ancora Notav, migliaia in corteo, fuoco sul PD. Torino, nessun incidente, ma slogan e scritte antipolizia. E i Notav adesso si rivoltano contro la polizia. E in effetti c'è la foto di una macchina della polizia con la scritta in rosso No TAV. E poi c'è il maniaco, l'idraulico che credeva Rambo nelle notti violente del maniaco. Timido e frustrato, Viti si nutriva di sesso estremo e mercenario. Sono cose che non avremmo mai voluto commentare, non vorremmo commentare queste cose, insomma. Anche qua a pagina 14, botte ai bambini, direttrice arrestata nell'asilo, la giostra dell'orrore, Milano, i piccoli costretti a mangiare il cibo che avevano sputato. Bisogna comunque stare attenti perché questi episodi si stanno moltiplicando, immagine shock, minacce, insulti, bestemmie e nastro adesivo sulla bocca. Beh, io metterei in galera queste persone qua e butterei la chiave, francamente, perché non hanno nessuna giustificazione per questo modo di agire, evidentemente. Ci sono telefonate, prendiamole. Pronto? Sì, ciao Andrea, sono Vittorio. Ciao Vittorio. Volevo intervenire solo per denunciare un fatto che è accaduto ieri a mio figlio e comunque a suoi amici. Dopo scuola sono andati in quel di Lecco e tre ragazzini che volevano comunque passare un pomeriggio diverso dopo la scuola si sono trovati comunque in una piazza dove c'era una fontana. Uno dei suoi amici aveva una bottiglietta in mano, l'ha presa e c'era una fontana appunto, è andato per riempirla d'acqua. Al che si sono avvicinati tre marocchini, comunque tre magrebini, i quali gli hanno chiesto 80 centesimi perché si era appunto riempito l'acqua. Ora, questo accade appunto in quel di Lecco, vabbè, la giunta di sinistra, comunque sappiamo i fatti che hanno interessato quel comune, mafia, camorra, 'ndrangheta e quant'altro. Ora non vorrei che questa cosa passasse, non perché è toccato a mio figlio o comunque ai suoi amici, ma non vorrei che questa cosa cominciasse a diventare un fenomeno che possa coinvolgere bambini, comunque ragazzini, e che veramente nel nostro sentimento come genitori ci possono veramente far sentire una reazione, provare quel sentimento che ci porta comunque a reagire in modo diverso a questo punto, che quando si tocca i nostri figli la cosa è ben diversa. Ti ringrazio e buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie Vittorio, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, buongiorno a tutti, sono Luca da Torino. Prego Luca. Buongiorno, volevo leggere un interessante articolo che c'è sulla Stampa di oggi, a pagina 51 della provincia. Sì. Vabbè, però veloce, non... No, sono brevissimo. Allora, inizia così: si è imbarcato su un volo di linea proveniente da Francoforte, è stato 2 ore nell'ufficio della polizia e poi è stato mandato su un pullman per Torino. Praticamente è arrivato un tunisino dalla Germania, appunto, si vedeva che aveva la scabbia
è stato fasciato sulle mani e poi gli è semplicemente stato dato un foglio di via con così, l'invito a presentarsi negli uffici a Torino. Boh. Beh, si commenta, appunto. grazie mille, si commenta da solo evidentemente questo episodio. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Chi parla? Pronto? È caduta, ma la ripristiniamo subito. La ripristiniamo, va bene. Intanto dimmi quando è ripristinata. La prima telefonata di Vittorio si commentano abbastanza da sé, la seconda evidentemente tutti hanno capito. La prima telefonata è anche questa, diciamo, la maffietta di questi magrebini che hanno chiesto 80 centesimi per dell'acqua pubblica, no? E quindi questa è una mafia, è una cosa che assolutamente, oltre ad essere denunciata qua, va denunciata alle autorità. E questi due magrebini chi erano probabilmente non si troveranno più, si saranno subito allontanati e certamente non lo farebbero davanti alla polizia. Abbiamo la telefonata. Pronto? Pronto? È ancora caduto. Vabbè. Sì, allora andiamo in pubblicità e poi ci sarà appunto questa telefonata qua. Intanto regista mi rintracci cortesemente Matteo Salvini, grazie. La Regione Lombardia e Pentadent hanno a cuore il tuo sorriso. Per tutti i bambini fino a 14 anni residenti in Lombardia, le cure saranno in totale esenzione, perché a carico della Regione, presentando la ricetta rossa del pediatra. Sono esclusi manufatti e cure estetiche. Dai 14 ai 16 anni si paga solo il ticket. Cure in esenzione anche per persone in difficoltà per reddito, perché disoccupate o affette da patologie. Per sapere se rientri nei parametri, chiama il numero verde 800 700 860 o vai su pentadent.it. Ricordate Su e Giù, il sistema saliscendi per tendaggi? Su e Giù, il dispositivo che fa scendere le tende con tutto il binario permettendovi di toglierle in sicurezza. Senza la paura di cadere dalla scala per lavarle. Su e Giù è in vendita presso tappezzieri, colorifici e ferramenta. Telefonate al numero 02 36 51 64 40. Vi diremo dove trovarlo. Acquistatelo direttamente sul sito www.gmg-srl.net. Su e Giù, per non cadere più. Ci sono momenti nella vita dove serve una buona parola, un giusto consiglio, un suggerimento che aiuti a far restare i tuoi cari sempre con te. Onoranze Funebri D'Antoni, con la massima competenza e professionalità, garantisce un attento e scrupoloso servizio, a prezzi da vero amico. Servizio completo a 1.386 euro, escluse spese comunali. Inoltre, disbrigo pratiche amministrative. Onoranze Funebri D'Antoni, sedi a Milano e Interland. Info 800 910 217. onoranzefunebridantoni.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Siamo tornati in diretta, abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Sì, una sorpresa. Ciao Andrea, Alfredo Lissoni. Ciao. Ciao, un salutone a te e a tutti i radioascoltatori. Bravissimo Andrea per come stai conducendo la giornata. Semplicemente una comunicazione di servizio per gli amici pavesi o che transitano nell'area di Pavia, perché oggi è la giornata di Roberto Maroni, il nostro governatore. Sarà oggi alle 16 a San Genesio Uniti, nel comune di San Genesio, per l'inaugurazione di un parco dedicato a Gianfranco Miglio, quindi ci saranno poi tutti i nostri responsabili locali, Ciocca, il senatore Mura, il sindaco di San Genesio Cristiano Migliavacca, quindi l'invito è per tutti gli appassionati che vogliono incontrare Maroni alle 16 a San Genesio Uniti, inaugurazione del parco dedicato a Gianfranco Miglio in via Porta Pescarina, e poi sempre Maroni alle 19 sarà a Pavia in piazza della Vittoria per incontrare sostenitori, militanti, appassionati, gente comune, quindi 19 piazza della Vittoria a Pavia, e alle 20:30 in piazza dell'Orologio a Stradella, 20:30 piazza dell'Orologio a Stradella. Ecco Andrea, ti ringrazio per questo spazio, era giusto farlo sapere perché sai, ogni tanto qualcuno dice ma Maroni che cosa fa? Maroni, come tutti gli altri leghisti, quindi dal semplice militante a chi è nelle sfere più alte, anche lui è sempre sul territorio. Grazie Alfredo, sì, assolutamente hai ragione tu, perché sembra che Maroni poi sia scomparso, si occupa soltanto di fare il governatore della Lombardia. Maroni è in pista come tutti, siamo tutti in battaglia, avanti così insomma.
Grazie Andrea, buona giornata e buona Padania a tutti gli ascoltatori. Grazie. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Dino dalla provincia di Lecco. E io voglio intervenire per dire, no, possibile che Salvini non sa che se vai al sud vogliono che gli porti giù i soldi. È inutile che vai giù perché ti fanno scappare con le pietre, no? Ecco, mentre consiglio a Maroni, no, il nostro governatore, se ha le palle, no, ai disoccupati, agli esodati, ai pensionati con la minima, deve garantire 1.000 euro al mese in Lombardia, perché tanto o la distruggiamo noi questa Italia, no, o se no la distruggono e ci godono solo quelli del sud. Quindi sì, o ci svegliamo e diventiamo spietati, o se no saremo sempre lì a raccontarci delle gran palle e andiamo avanti così. Va bene, grazie, vabbè, sono d'accordo sulla seconda parte, o ci svegliamo ma ci siamo svegliati da tempo, ma Maroni 1.000 euro per gli esodati eccetera, dove li trova, dove li prende? Mi sembra utopistico come cosa. Comunque abbiamo Matteo Salvini, segretario federale in Lena. Ciao Matteo. Buona domenica Andrea, ma peraltro la Regione Lombardia sta trovando milioni di euro per togliere i ticket dai farmaci, per dare un contributo ai genitori separati e divorziati e per aiutare parecchi esodati ad arrivare alla pensione. Non è che possiamo mettere toppe ovunque ai disastri romani, però anche sugli esodati la Regione Lombardia è una delle poche che ci sta mettendo impegno ai quattrini per aiutare un po' di queste persone, certo non tutte, perché quelle le aiuteremo e le aiuteremo se riusciamo a raccogliere 500.000 firme per cancellare la legge Fornero, però stiamo facendo il possibile e l'impossibile con quello che abbiamo a disposizione. Sì, buona domenica anche alle mamme, perché oggi è la festa della mamma, non del genitore 1, del genitore 2, come vorrebbe qualcuno a Bruxelles o a sinistra, e quindi buona domenica a tutte le mamme e a tutti gli alpini che stanno sfilando per Pordenone. Sono loro vicino anche perché ci sarà Renzi in mezzo alle penne nere, quindi magari gli andrà di traverso qualche caffè, però auguri a tutti in ogni caso. Matteo, è iniziata la raccolta delle firme per il referendum per ripristinare la legge sulla clandestinità. Grande battaglia, Lega in piazza che si fa sentire, si fa vedere. Sì, ieri io sono stato a 4-5 gazebo e c'era una fila incredibile. La scommessa si vince da domani in tutti i comuni, perché ovviamente i gazebo aprono laddove i militanti, gli uomini e le donne hanno tempo, energia e voglia e possibilità di farlo. Da domani si può firmare in tutti i comuni e abbiamo 2 mesi di tempo per farlo, quindi da Bologna a Genova, da Torino a Venezia, da Brescia a Milano, da domani in comune c'è il 6º referendum, quindi chi ancora non ha firmato gli altri 5 può perdere 3 minuti del suo prezioso tempo e firmarli tutti e 6, chi ha già firmato gli altri 5, quelli sulla Fornero, sulla Merlin, per cancellare i prefetti, se ha voglia e tempo ci dà una mano, ma soprattutto si dà una mano, perché rimettere un minimo di regole in questo paese di banane penso possa essere nell'interesse anche dei nostri figli, quindi clandestinità è reato in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, in Svizzera. Nel mondo civile uno entra se ha i numeri e i documenti a posto, in Italia invece tutti sono liberi di fare tutto. E poi c'è Matteo Renzi che viene a Milano, viene a vedere il disastro Pisapia o viene a fare qualcos'altro? No, insomma, guarda, io più che curarmi di quello che fanno gli altri in questi ultimi 13 giorni campagna elettorale mi curo di parlare delle proposte della Lega, perché il 25 maggio vince chi partecipa e quindi mi impegnerò in questi ultimi giorni, chi se ne frega di Renzi, di Grillo, di Berlusconi, di Alfano, mi impegno a promuovere le nostre idee. Oggi sono a Roma per la tappa finale del Basta Eurotour, perché uscire si può, uscire dalla gabbia si può, non è detto che dobbiamo morire di fame e disoccupazione nel nome di una moneta che ci hanno rifilato evidentemente sbagliata. L'immigrazione fermare si può, il lavoro può e deve tornare, cancellando la legge Fornero restrittiamo diritti, lavoro e pensioni a milioni di italiani, quindi preferisco propormi per le idee della Lega, non per le cazzate degli altri. Sì, Matteo, ti passo un paio di telefonate. Pronto? Posso? Pronto, sì, prego. Ecco, buongiorno a tutti, buona Padania a tutti, prima di tutto. Guarda Matteo, adesso che siamo in che mi riesci a ascoltare un attimino, guarda, ho fatto 2 conti, no? Su quelli 35.000 più o meno che sono quelli che sono in galera per reati extracomunitari, no? E che cosa ci costa ogni giorno?
e che cosa ci costa ogni mese. Guarda, io ho fatto un conto così, no? Perché non mi piace la matematica, però bisogna farla di volta, no? Guarda, ci costa in totale a noi a 115 euro, cioè 115 euro a testa al giorno. Ho fatto un conto che spendiamo al mese 121 milioni di euro, più le includiamo questi 12 milioni, no? Cioè, ho fatto un altro conticino, se questi soldi andrebbero a quelli disoccupati e soldati come me, per esempio, che ho 52 anni, figurati, ho lavorato tutta la mia vita a fare il ferraiolo in tutta la Lombardia, e andrebbero 520 euro a ognuno di questi disoccupati e soldati con questi soldi qua. Grazie mille, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, sono Susanna. Buongiorno. Volevo dire a Matteo questo: io prendo la Padania tutti i giorni per seguire dovunque lui vada, io ascolto le trasmissioni. Mi domando solo questo, Matteo: come mai non parli più del federalismo? Cioè, quando nelle trasmissioni si parla di soldi, perché non tiri fuori mai il discorso che nel cassetto ci sono lì 30 miliardi, basterebbe che mettessero i decreti attuativi sulla sanità? E seconda cosa, ho seguito ieri anche la trasmissione di Virus, tu ti accanisci giustamente contro la legge Fornero e con la signora Fornero, ma gradirei che tu magari ribadissi invece che questa legge è stata votata dal PD. Togliamo voti a questo maledetto PD, togliamo voti dicendo questa cosa, ma ribadisci molto che sì, la Fornero l'ha fatta, però dietro aveva tutto un governo. Grazie, Matteo, a te. È esattamente quello che ho detto in trasmissione ieri, magari la signora si era un attimo alzata, ho detto che la Fornero non se l'è votata da sola, la legge è stata votata dal Partito Democratico e dalla Forza Italia, quindi ci sono nomi e cognomi sulle cui coscienze pesano milioni di italiani, di disoccupati, di disodati, di pensionati fregati, quindi è bene ribadirlo. Poi di federalismo parliamo sempre, ovunque, comunque, anzi di indipendenza. Certo, essendo elezioni europee, quello che ci sono fra 10 giorni, non è competenza dell'Europa, il federalismo fiscale e i costi standard, mentre la legge Fornero è stata imposta dall'Europa, mentre l'immigrazione è una questione europea, eccetera, eccetera, sul federalismo è una questione tutta italiana, e che i nemici del federalismo nei palazzi siano tanti, è 20 anni che lo sappiamo. Detto questo, i tempi televisivi sono quelli che sono, quindi meno argomenti e più concreti si toccano in pochi secondi che ti mettono a disposizione. Come Lega noi non abbiamo le ore a disposizione di Renzi e di Grillo, per intenderci, però vedremo di riuscire a parlare di tutto e di tutti. Domani mattina mi collegherò da Trento con la trasmissione Agorà, direi 3, dalle 8:30 alle 10, poi avrò alcuni incontri a Trento, poi sarò in provincia di Vicenza, poi in provincia di Verona. La giornata a seguire sarà tutta friulana, a partire da Trieste, quindi non mancherà il modo di farsi vedere, sentire e capire, e poi spero votare, perché il 25 maggio chi c'è vince, chi sta a casa perde. Esattamente così. Altre 2 telefonate. Pronto? Pronto, ciao Salvini. Sì, pronto? Buongiorno. Sì, Salvini, volevo dire, ma quando siete in televisione, no, non so, la Rai, il 7 Gold, il TV di sinistra lì di Tele Lombardia è sempre Parenzo l'editore? Sì. Però ci fa parlare più di tanti altri. Sì, fa parlare, ma vabbè, ma sono provocatori, conduttori che non dovrebbero fare quello. No, non è vero. Sai che dico, Stefano, non figuriamoci. Non sono corretti. Vabbè, sono corretti. No, vabbè, lasciamo perdere. Volevo dire, ma quando dicono i sinistri che gli extracomunitari, i clandestini sono qua e sono in transito, che transito? Dove vanno senza documenti? In Germania? In Svizzera? In Francia? Perché non replicate subito queste cose? Grazie, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, Salvini, ciao, sono Luciano San Giuliano. Vorrei chiedere una considerazione che sto facendo io. Io sono andato a votare al gazebo qui per il referendum a San Giuliano, però se uno va in comune, chi ci garantisce a noi che il comune poi tenga conto delle nostre votazioni? Grazie, Padania Libera. Prego Matteo. Ragazzi, ce lo garantisce l'onestà, la correttezza e il codice penale e civile. Cioè, se un impiegato facesse sparire anche una sola firma o un solo modulo in qualsiasi comune italiano è reato penale, quindi chi ci garantisce? Ragazzi, ce lo garantisce il fatto che andiamo in tantissimi a firmare, quindi sia impossibile far sparire qualcosa o qualcuno, quindi
non ci sono garanzie, ma serve solo l'impegno, in televisione, su Facebook e ovunque. Quindi io vi lascio perché dobbiamo iniziare la giornata che oggi parte da Roma, ma poi prosegue nel pomeriggio alle 16 a Milano e poi a Bolgare, a Telgate nella Bergamasca, a Capriolo e Calcinato nel Bresciano. E quindi io vi lascio in buone mani con la richiesta di metterci l'anima, di metterci il cuore, di metterci la voce, di dar via l'ultimo volantino, di convincere l'ultimo indeciso e l'ultimo astenuto, perché o il 25 maggio l'Europa cambia direzione oppure ci rimane a fare il segno della croce. Matteo, ti ringraziamo molto e buon lavoro e ci vediamo sul territorio come al solito. Abbiamo altre 2 telefonate, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Enzo, telefono da Milano. Volevo chiedere, verso che ora Matteo Salvini sarà oggi pomeriggio in via Dante alle 16 o meno? Sì, così è annunciato. Ecco, perché appunto volevo parlare con lui un attimo. A parte il camper, appunto bisogna, chi vuole, chi può, chi ce la fa, essere lì alle 16 per salutare Matteo Salvini, ma è un indice di partecipazione, no? Non è facciamo vedere che siamo in tanti, ma facciamoci vedere noi e che facciamo comunità al di là di tutto, e forza e coraggio sono le ultime settimane prima del voto e bisogna mettercela tutta. Pronto? Chiamo da Milano. Prego. Allora, io capisco le persone che chiedano che vengano ribadite certe cose, ma credo che si leggano tutti i giorni sui giornali e nei telegiornali. Per cui non capisco cosa c'è ancora da spiegare. Io non ho nessuna fiducia invece in questa gente che ancora non si rende conto di che cosa sta accadendo sotto i loro occhi. Sono contenta che il signor Salvini abbia questo grande coraggio. Grazie. Grazie a lei. Pronto? Pronto, ciao, sono Donatella di Cremona. Allora, ieri notte alla Caritas di Cremona hanno trovato un chilo di droga. Praticamente sono stati alloggiati circa 100 extracomunitari che sono arrivati più ultimamente. Ieri hanno fatto una festa insieme ad altri che erano già qui in città e hanno trovato la droga. Se questo è benvenuto di chi sta arrivando, siamo a posto. Ciao, ti saluto. Grazie mille. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho una sorella che abita a Palermo e lì accadono delle cose veramente incredibili. Innanzitutto una di colore ha fatto ammazzare il marito in un bagno da 2, chiamiamoli sicari, e l'hanno trovato agonizzante e portato all'ospedale. Non si è sentito niente. Qui ci nascondono tanti di quei fatti che voi non avete idea. Innanzitutto lì a Palermo c'è un ospedale dove insomma la tubercolosi, la scabbia. Ma voi credete che se dovesse esserci un caso 2 di Ebola noi lo veniamo a sapere? Ma loro ci nascondono tante cose per non fare allarmare il popolo, per non incrementare l'odio verso questa gente. Questo l'ha detto mia sorella che abita proprio lì vicino a un centro dove sono stati ricoverati un sacco di questa gente con scabbia, tubercolosi, AIDS poi che va avanti a rotta di collo. Guardate, c'è da mettersi le mani sui capelli. Ci nascondono tutto ci nascondono. Mettono in risalto solo qualche caso e basta. Certo. Grazie. Pronto? Pronto, buongiorno, posso parlare? Prego. Ecco, io volevo fare una piccola osservazione, che dobbiamo dare merito a Salvini, che come nuovo segretario sta dando veramente il massimo, e la figura di Salvini è ormai, diciamo, una bandiera, e quindi modestamente vorrei fargli i miei complimenti e spero che molti si associeranno. Poi una seconda breve considerazione che vorrei fare è questa. Tutte queste persone che vengono dalla Siria, dall'Africa, eccetera, sono musulmani. Qui non si tratta di essere razzisti, ma con il numero dei figli noi sappiamo tutti, dal primo all'ultimo, noi occidentali, che fra 20 anni saranno la maggioranza numerica. Avendo la cittadinanza potranno votare e avranno la maggioranza politica in tutta Europa. Metteranno la Sharia. I cristiani saranno messi al bando. Ecco, questo è l'esito finale.
come si fa a continuare ad accoglierli? Cioè, io lo considero una forma di masochismo assurdo. Grazie. Assolutamente d'accordo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Guardi, per agganciarmi al discorso dell'ultimo, no, come si fa a continuare ad accoglierli? Come si fa a continuare a votare i partiti che li accolgono in questo modo qui, senza regole? Ha ragione la signora di Milano di 2 telefonate fa. C'è l'aver paura della gente di questo paese, non della gente che arriva da fuori. Io ho molta più paura della gente che abita questo paese qua. Ti saluto. Grazie. Pronto? Pronto, buongiorno. Io volevo dire questa mia opinione del gravissimo momento che si attraversa, ed è un genocidio. Volevo sapere questo. Secondo lei, scusi, non sarebbe più corretto che loro dicessero che ci hanno venduto nel 92, nel famoso accordo sul Panfilo Britannia, con tutti a bordo? In quel momento lì io ho capito che eravamo finiti. Adesso come adesso, con tutto quello che sta arrivando, e mentre eravamo sul fondo del barile, adesso si gratta questo barile, si gratta, perché va a finire enormemente male per tutti. Non è più onesto che dicono: cittadini, è così, siamo stati costretti, vi abbiamo venduto. È un'utopia, una sciocchezza quello che dico? Grazie. Grazie. Non è una sciocchezza, adesso non so sul Panfilo nel 92 cosa sia successo, non me lo ricordo francamente, ma evidentemente, venduti o meno, comunque questo è un disegno internazionale per indebolire l'Europa, partendo dall'Italia, partendo ovviamente dai paesi più deboli, perché se hai degli avversari politici inizi a attaccare quelli più deboli per cercare di fare in qualche modo un effetto domino. Quindi non partono ad attaccare la Germania o la Francia, che poi non si fanno attaccare così facilmente come in Italia. In Italia abbiamo dei politici che sembra che stanno giocando la partita non con la loro maglia, con la maglia di qualcun altro. Questo non si tratta, non vuol dire essere egoisti, vuol dire aprire gli occhi, vuol dire che i nostri giovani e anche i meno giovani, chi esce dal mondo del lavoro, non riesce più a rientrare, perché c'è chi si svende a dei prezzi molto bassi. È evidente che quando dicono i nostri giovani non vogliono fare i mestieri degli altri, falso, bisogna respingere queste accuse qua, questa cultura o subcultura, no? Non è vero, i nostri giovani giustamente non accettano di lavorare a 2 euro all'ora. A mia figlia hanno offerto un posto di lavoro a 1 euro all'ora. Tra le altre cose, guarda, ne approfitto, faccio una cosa mia, non si dovrebbe fare. Auguri a Eleonora che oggi compie 20 anni. E stavo dicendo, hanno offerto 1 euro all'ora. È evidente che una persona con buon senso e con dignità rifiuta. Magari c'è qualcun altro che sotto ricatto invece accetta 1 euro all'ora. Cioè, è un disegno ben preciso, non è che le cose sono così. Regista, abbiamo telefonate? No, il regista non sente, quindi vado avanti io. Ecco, e poi d'accordissimo con Matteo Salvini quando dice una cosa molto importante questa: non personalizziamo Fornero, cioè non soltanto personalizziamo Fornero, Monti e compagnia bella. Questi signori qua hanno fatto dei decreti legge trasformati in legge dal Parlamento, da forze politiche ben precise, ha detto Matteo Salvini, da Forza Italia e dal PD. Quindi i responsabili sono loro, perché il Presidente del Consiglio può proporre quello che vuole, poi se non viene votato in Parlamento la legge decade. Avete visto i decreti legge Renzi, come poi mette la fiducia su tutto, no? Però viene votata la fiducia, ma la fiducia non è la fiducia al governo, al provvedimento che il governo fa, non è che cade il governo. Questo è un ricatto, una minchiata, no? Che bisogna, che non devono continuare a ripetercela, no? Su quel decreto il governo va in minoranza, punto, no? E non succede niente, vuol dire che il decreto non passa, succede solo questo. Pronto? Andrea? Sì. Sono io? Sì, prego. Ciao. Senti, io vengo in scia a 2 ascoltatori che hanno telefonato prima, 2 femmine mi sembra. Sì. E voglio contestarti. Noi abbiamo in Italia dei politici.
Questa è la frase che voglio contestare. Noi abbiamo in Italia un popolo che vota quei politici, sì, perché è questo il punto, e purtroppo da qui non ci si muove, ed è questo il vero grosso guaio, ed è un grossissimo guaio perché la gente non la muovi. In Svizzera adesso a febbraio c'è stato un referendum per le porte aperte, sì, contro le porte aperte naturalmente. Allora i politici, come continuano ancora tuttora nei vari programmi e anche al telegiornale, spingono per avere, la Confindustria svizzera lo stesso spinge per avere le porte aperte, perlomeno una certa qual forma di porte aperte, perché loro hanno bisogno di un certo numero di personale, no? A basso costo. Il popolo ha detto di no, e adesso quando Bucalter va in giro per l'Europa purtroppo deve sostenere quello che ha detto il popolo, anche se lui e la ristretta cerchia politica vorrebbe dire il contrario. Adesso con la Croazia hanno dovuto fare degli accordi bilaterali e purtroppo il volere del popolo ha avuto il sopravvento. Quindi qui il problema è il popolo nostro, non i politici, perché i politici tutto sommato galleggiano sulle spalle, certo, del popolo, e quando il popolo li vota purtroppo il guaio, il dramma è lì. Va bene, ti ringrazio. Poi rispondo, un'altra telefonata, l'ultima. Pronto? Buongiorno ai presenti, chi ci ascolta, sono Luigi dei Mercati. Oggi niente di confronto, vorrei un tuo pronostico. Sì. Tu sai quanti parlamentari ha la Lega, no? in Europa? 8. 8, bravo, uno dei pochi che lo sa. Complimenti. Sì, no, i complimenti vanno al regista che me l'ha suggerito, grazie. Non mi intendo di queste cose, Luigi. Sono lontano dalla scienza dei bottoni e sono lontano. Secondo te, quando ne confermate, non gli stessi numeri, voglio i numeri, a 5 faccio una scommessa con te, a 5 vinco io, fino a 5, da 6 vinci tu, se vinco io mi fate fare un filo diretto, se vincete voi, se vinci tu, per 6 mesi non telefono più. No, ma guarda, quando nel senso, io non voglio censurare, ha riattaccato Luigi. No, vabbè, vabbè. Comunque ascoltami per radio, tanto così lasciamo la linea libera. Volevo dirti, non è se ci telefoni e dici cose interessanti, eccetera, lasciamo perdere il contenuto, no? Ma voglio dire, tranquillo, va tutto bene, no? Quando si telefona, non solo per te, ma chiunque altro, insultando così, non va bene, no? Noi accettiamo il confronto, siamo qua per confrontarci, tant'è che le libere, come sei tu, nessuno ti filtra, tu puoi telefonare. Ecco, io faccio un pronostico, eravamo in 8, 10, io dico 10, sotto questo ti pago una pizza. Sotto i 10, va bene? Ecco, siamo quasi ai saluti, vero regista? Quindi io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento, a Dio piacendo, a settimana prossima, domenica prossima. Siamo in battaglia, siamo in guerra contro l'euro, siamo in guerra contro chi vuole affamare questo popolo qua e ci sta riuscendo o rischia di riuscirci, tutti in battaglia. E vedrete che il 25 maggio, andando avanti così, avremo delle belle sorprese, non per la Lega Nord o chi andrà in Parlamento europeo, ma per il popolo italiano. Grazie e buona domenica, buona Padania a tutti. Avete ascoltato Filo Diretto.